Dopo la pausa natalizia è ripresa oggi l'attività politica in vista della prossima chiusura che avverrà per il prossimo Capodanno. Si è tenuta infatti la seduta del Consiglio Comunale che ha visto trattare il Consiglio tanti punti all'ordine del giorno. Al primo l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2020-2022, la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e a quelle terziarie, l'adozione del piano delle relazioni immobiliari nel triennio 2022, l'adozione del programma triennale delle opere pubbliche, l'elaborazione del DUP, documento unico di programmazione, e del bilancio di previsione triennio 2020-2022. A tal proposito abbiamo sentito l'assessore al bilancio Trupia. Purtroppo questo bilancio di previsione arriva in aula, come al solito bisogna dire, a fine anno, perché noi oggi qua dovremmo discutere del preventivo del 2021, però oggi abbiamo questa incombenza, cercheremo di portarla avanti nel migliore dei modi. Ecco, ha già avuto modo di prendere in visione la situazione economica del bilancio ad Agrigento, Assessore? Sì, diciamo che la situazione finanziaria del Comune non è delle più floride. Abbiamo sempre problemi riferiti alle spese correnti, abbiamo problemi riferiti agli incassi, abbiamo una elevata evasione per quanto riguarda le imposte e questo praticamente ci mette in una situazione di forte criticità. Quindi anche a causa della Covid, della pandemia, sicuramente gli incassi non saranno agevolati in questo senso? Sì, certo, bisogna anche considerare questo periodo di pandemia, bisogna però anche dire che da parte dello Stato ci sono stati dei trasferimenti che ci hanno consentito di sopperire in parte a questi mancati introiti. Comunque il problema di base sulla mancata riscossione delle imposte proprie del Comune, questo rimane. Ecco, quando è che metterete mano al bilancio successivo? Allora, io capisco che è una cosa abbastanza difficile nel breve periodo, ma sicuramente nel medio termine noi vorremmo arrivare a rispettare le scadenze per quanto riguarda gli strumenti finanziari, cioè approvare i consuntivi entro il 30 di aprile e portare il preventivo in aula, non dico a dicembre, ma quantomeno verso marzo-aprile. Ecco, lei è anche assessore ai rifiuti e all'ecologia, giorni fa ha fatto anche una conferenza stampa, riassumiamo il punto sulle novità. Ma io ho voluto fare questa conferenza stampa anche per fare un po' il punto della situazione, perché per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ci sono inadempienze per quanto riguarda la società che gestisce il servizio, ma anche da parte dei cittadini che non conferiscono i rifiuti in maniera corretta. Per cui io ho voluto fare questa conferenza stampa, come dicevo, proprio per fare il punto della situazione e vedere con l'anno nuovo di migliorare il servizio e andare a ricercare da parte dei cittadini che non conferiscono correttamente e quindi di applicare le sanzioni per come è giusto che sia.